Angolo per il Carbonia quando siamo al quarto minuto di gioco nel corso di questo primo tempo, risultato fermo sulla parità 0-0, cielo plumbeo qui in Campania, temperature comunque abbastanza mite, parte traversone, su per la palla, gol! Il gol del Carbonia che passa subito in vantaggio, esattamente al quarto minuto e 30 secondi, c'è il gol, se non vado errato, sul secondo palo, vediamo, è stato probabilmente Stivaletta a battere il portiere di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo e la palla è in rete per il gol del Carbonia, 1-0 per la formazione mineraria. Il gol è realizzato da Salvaterra ha realizzato il gol al quarto minuto, scacco per Antonio sul secondo palo e Carbonia subito in vantaggio. It's you. It's you. It's you. It's you. It's you. It's you. Raddoppio dalla bandierina, adesso vediamo, sarà Palombi probabilmente a battere il calcio d'angolo, giocatore della maglia numero 14, pronto dalla bandierina. Carbone insidiosissimo anche in questo frangente quando sono trascorsi circa 16 minuti nel corso della ripresa, ancora stacco e gol del Carbonia, Cestaro, se non vado errato, ancora lui, si era portato sotto porta, cross dall'angolo e palla in rete, Carbonia in vantaggio per 2-0, vice sportivi, Carbonia straordinario, Carbonia davvero straordinario, ha messo dentro il pallone in testa e c'è il gol del 2-0, proprio il bolognese Cestaro che ha realizzato al 16° minuto. It's you.